dire qualcosa, sono molto emozionata. Emozione che nasce da questo secondo gruppo che mi ha coinvolta, quindi ho notato primo gruppo di musicisti che dovevano stare alle regole, diciamo, hanno eseguito tecnicamente, con serietà, con concentrazione, ritmo dato dalla Manuela, e si sono impegnati. C'è stato anche un dettaglio che è emerso improvvisamente della suoneria di una musicista, però non ha interferito più di tanto, sono andati avanti, sono concentrati per finire il loro compito. Con il secondo gruppo, quello delle improvvisazioni, è stato veramente emozionante, perché si è potuto vedere come da un ritmo, insomma, ognuno interpretasse anche nell'improvvisazione il proprio ritmo e andava in sinergia, in armonia con tutti, cioè ognuno nella propria individualità si esprimeva, mantenendo però, come dire, la centralità di quello che emergeva dal gruppo. Quindi io ho sentito questo, che è stato molto un palpitare che sento ancora. Grazie. Io vengo da Roma, per cui diciamo che all'inizio pensavo, però questi veneti, no? Perché era tutto concentrato. Poi improvvisamente il brand è diventato Serengeti, cioè quando è arrivato il secondo pezzo, improvvisamente diventa l'Africa e cambiato proprio il vostro sguardo per due voci, cioè circolare, insomma, un'interistica, rigida, giustamente il primo pezzo, molto bello, cioè, di età musica, veniva voglia di improvvisare, era una battuta subito. Massimo rispetto. Allora, la mia osservazione è su di voi e una piccola su di me. Nel secondo gruppo la cosa che ho notato di più era questa forma che prendeva corale proprio, da tante forme singole, poi una forma che era l'unione di tutti quanti più qualcosa in più. E ho notato che nel secondo gruppo vi guardavate e anche il corpo si spostava, cioè c'erano dei movimenti, dei micromovimenti di un corpo di uno verso l'altro, mentre nel primo gruppo c'era molta concentrazione su ognuno di voi. La piccola osservazione su di me: ho ancora il battito cardiaco alto, elevato, che non si abbassa, anche il respiro, e poi stamattina ero molto raffreddata, mi si è stappato immediatamente il naso, no, ma nel senso che respiro benissimo da 10 minuti, un quarto d'ora a questa parte, quindi lo volevo dire, è una cosa che non sapevo sul mio corpo. Grazie. Beh, allora, la prima esibizione, il primo gruppo, mi ha mosso, nel senso che anch'io volevo dare al ritmo, eseguire, forse sentivo musicista e mi sentivo quasi di dover far parte, ecco, mi sentivo più a casa, diciamo, dentro, mi sarei sentita più dentro. E il secondo gruppo invece non mi ha mosso, ma mi ha smosso proprio, e quindi è arrivato prima, sarà magari l'esibizione spontanea di ognuno dei componenti. Bene. Piace questa cosa, mosso e smosso. Allora, io ho preso degli appunti.
derivano sicuramente dalla mia esperienza professionale. All'inizio dell'esecuzione del primo gruppo molti hanno tenuto tutta la concentrazione, almeno all'inizio, su Manuela, nel senso che più che un ascolto era utilizzato un canale visivo, un canale imitativo, quasi puramente imitativo, e nel momento in cui qualcuno andava fuori tempo si stemperava la tensione con il sorriso, ci si guardava, sei andato fuori un po' anche tu, sono io, e si stava in quel momento, secondo me, creando una sintonia in quelli che fino a 10 secondi prima erano effettivamente forse dei perfetti sconosciuti. Quindi il tutto inizialmente è passato tramite un canale di mediazione che è stato quello dell'imitazione del gesto di Manuela. E successivamente, quando tutti i partecipanti hanno preso confidenza nel ritmo, i corpi si sono un pochino più rilassati sicuramente, salvo nei cambi, nel passaggio per esempio da un secondo ritmo a un terzo. Nel terzo ritmo eravate quasi tutti, non dico tutti, ma quasi tutti, un po' sul chi va là, del tipo ok, prossimo ritmo cosa ci chiama? Primo, secondo, chi lo sa, tu te lo ricordi? E nel momento in cui c'erano questi passaggi e tutti riuscivano a recuperarlo, c'era lo sguardo d'intesa tra i partecipanti. E quando si è passati in polifonica, almeno all'inizio quasi tutti hanno cercato di stare nel proprio spazio, quindi prima la sensazione è stata quella di mantenere una sorta di corazza musicale. Inizio tenendo la mia parte prima di entrare in comunione musicale con chi mi è vicino. E ho notato un uso del corpo profondamente diverso da partecipante a partecipante, chi è stato effettivamente un pochino più ingessato, chi era più propenso a marcare anche questa sorta di territorialità. Ecco. Sicuramente chi aveva lo strumento più incisivo dal punto di vista sonoro, passatemi il termine, non sono una musicista, però l'ha usato di conseguenza. Chi aveva uno strumento un pochino più debole, tra virgolette, e ho avuto la sensazione che restasse come un pochino in seconda linea. Ho quasi finito, tranquille. E c'è stato chi, ho notato, nei cambi di ritmo e anche nei cambi di volume, mettiamola così, ha cominciato ad aprire il gesto in modo diverso. Quindi dalla corazza di cui vi parlavo prima, a un certo punto chi era un po' più timido si è spogliato da questa corazza e ha cominciato a usare il corpo in modo molto diverso, purché lo strumento era quello, il suono era quello, però c'è stato più dinamismo sicuramente, un dinamismo corporeo e un dinamismo anche vocale. Chi ha dato l'apertura all'uso della voce è stato poi seguito anche dagli altri. E la cosa che mi è piaciuta molto su questo, mi sono un pochino fermata, sospesa. C'è stata questa ricerca che è diventata una ricerca di sguardi, e allora ho fatto il confronto con cosa era successo nel primo gruppo. Prima si guardava Manuela, devo stare nel tempo che mi viene dato, devo stare nella regola. Nel momento in cui questa regola è venuta a mancare, in realtà forse era una regola non verbale, però tutti hanno cercato di costruirla insieme, questa variazione, questo crescendo musicale.
sul finale, sul finale, purché nessuno l'aveva detto, purché nessuno l'aveva recitato, e sembrava che ci fosse consapevolezza che si era arrivati alla fine. Grazie alla collega, mi è sembrata molto compiuta, ma siccome sono come solito tiranno tempistico, vi dico che mancano 6 minuti per questo gruppo degli osservatori, ci sono tante persone. Oppure se il dottor D'Arello... C'è anche l'osservatore in piedi? Chi è? Sì. Ho appena detto se vuole dare un ricamo. Sì. Allora, anch'io ho osservato, sono molto emozionata per un premesso, ho osservato questo giro di sguardi nel primo gruppo, proprio era catalizzato dallo sguardo di tutti, mentre nel secondo era più, girava insomma di più. Io ho sentito come un'armonia più misurata nel primo gruppo, quasi penso che ognuno dei suonatori del primo gruppo abbia faticato un po' di più che i suonatori del secondo gruppo. Nel secondo gruppo c'è stata la possibilità di espressione, per cui anche una soddisfazione, diciamo, presumo personale, più intensa. Io ho avuto una sensazione molto strana, perché nel primo gruppo mi sentivo tranquilla, sicura, sapevo cosa sarebbe venuto dopo e andavo dietro. Nel secondo gruppo proprio ho cominciato a dire: ma quando finisce? Questi mi coinvolgono troppo, infatti a un certo punto mi sono proprio distratta, perché era veramente molto quasi una forma di difesa, insomma. Questo devo dire. C'è la collega. Non so se è il ruolo dell'osservatore, ma a me venivano delle libere associazioni. Quindi senza forse neanche tanta differenza tra il primo e il secondo, no? Mi hanno richiamato delle immagini visive, i suoni, a dei colori della natura, dei colori vivi, e poi soprattutto nel secondo con il tema dell'arrivare alla foce. A un certo punto mi sono immaginata su questa barca, zattera, non so bene, e sentivo dei momenti in cui il fluire andava via liscio, pacato, no? E quindi riuscivo a percepire bene la discesa verso la foce, mentre in altri momenti qualche cosa che poteva essere così, evocare anche un pericolo, no? Per cui la fine è stata l'arrivo alla foce. Grazie. Dico qualcosina che dice forse, insomma, ecco. Allora sì, il gruppo dove concentra sulla regola, no? Ho detto, però sono venute fuori imitazioni inizialmente. E successivamente c'è un passaggio, no? Poi si divide in 3 gruppi e il gruppo stesso e lì succede qualcosa, in effetti, no? Cioè si passa, mi pare, scusatemi i termini, le parolacce, ma insomma, da un'identificazione imitativa a interiorizzare un po' la regola, e si è vista la difficoltà a interiorizzare la regola. Non è facile interiorizzare la regola, bisogna dire no, e vedevo un piccolo sconcerto nel concerto. Quindi questo mi è piaciuto molto, cioè il passaggio, cosa succede quando la regola viene data, quando la regola viene presa e tenuta. Mi pare un bel esempio di quel che succede anche con le parole. Forse la musica ci aiuta di più a comprendere come si passa da un'identificazione imitativa ad un processo di soggettivizzazione. Sentivo, forse dico cose un po' diverse, ma lo sentite nei contributi che avete dato. Sono completamente fuori contesto, dico 2 cose. No, è già stato detto tutto secondo me. No, solo è nella prima fase, avete detto giustamente l'ordine imposto, qualcuno di noi ha il proprio senso del ritmo, qualcuno c'era naturale, qualcuno lo deve acquisire, comunque vabbè. La seconda parte è più interessante perché escono fuori gli accenti, i bombi avevano il volume
volume, quindi decidevano anche quanto alzare gli altri, come poi il batterista fa col gruppo. Hanno abbassato subito in un momento, è stato un volume altissimo, dopodiché avete un po' calato la battuta e tutti gli altri sono adattati. La cosa più bella per me è stata la fine, perché non avevate accordato se era finita in 3 battute il pezzo, in un calare, è stata una botta secca e nessuno ha fatto un doppio colpo sbagliato. Quella è stata la cosa più bella secondo me. Basta. Posso dire qualcosa? Io volevo seguire qui il discorso sull'accento perché credo che in tutto questo ci sia uno scherzo, che manca un accento anche là sopra, perché la sensazione nel primo brano che ho sentito di essermi un po' indignato perché qualcuno non è riuscito a seguire il ritmo, ma appena questo succedeva mi dava una sensazione di errore. Mentre nel secondo caso l'errore non esisteva perché tutti hanno partecipato in modo creativo e non si è creata una discrepanza. E quando invece la regola ha mantenuto la sua rigidità e non ha accettato di diventare eccezione per poi trasformarsi in una regola nuova, ho visto che lì mi indignava l'errore, mentre quando tutti suonavano liberamente mi sono un po' vergognato, nel senso che mi sono messo nei panni di chi ha avuto il coraggio di dire qualcosa, di cantare. Sto emozionando adesso un pochino e ho visto che in quel momento mi vergognavo perché pensavo all'imbarazzo di farlo e successivamente ero attratto e invidiavo questa possibilità di realizzare questa cosa, probabilmente ecco perché adesso parlo di questo. E quindi credo che in realtà, così abbiamo parlato di vari settori dove la regola è l'eccezione della chirurgia, altri aspetti, così nel diritto la regola viene interpretata da una Cassazione che in un momento dice che la regola è pari, poi cambia l'interpretazione e diventa dispari, la stessa norma. Quindi il problema è di essere un momento storico giusto, perché se sostieni una teoria è meglio che tu assecondi la Cassazione se vuoi essere un po' più fortunato negli esiti, che poi diventa l'eccezione che diventa regola, che tutti seguono quel tipo di interpretazione, nonché l'eccezione, che probabilmente è un vantaggio perché ogni tanto, a seguito di questa esperienza, la Cassazione si ritrova a aver detto qualcosa di momentaneamente così che sembrava giusto, poi ritiene invece di tornare indietro e ritorna alla regola. Quindi come a dire una pista per gradini dove la regola, un po' di musica adesso, che è un'eccezione, quindi non so, mi dà l'impressione che forse la regola e l'eccezione in qualche modo coincidano nel momento dinamico della trasformazione. Grazie a tutti, veramente ci vorrebbero altri 20 minuti perché vedo molti che hanno parlato, ma forse altri avrebbero voluto, ma il tempo è scaduto. E notavo però davvero questo andare e venire fra la regola e l'improvvisazione, addirittura un accenno quasi giuridico del collega. E adesso passerei la parola agli interni, che adesso si sono riuniti tutti, cioè quelli che hanno improvvisato con regola e quelli che hanno improvvisato senza regola ma con il tema, per poter commentare sia quello che hanno provato durante la loro performance, ma sia anche quello che poi, ascoltando gli osservatori, hanno successivamente riverberato o riflettuto. No. C'è una regola adesso, solo con la voce e non la voce cantata, ma le eccezioni sono all'ordine del giorno, quindi a voi. Noi passeremo il microfono, vediamo, insomma, siete così dentro l'acqua, io non ho voglia di entrare, sono in bagno. Una cosa che avevo notato a quel passo, che non c'è stato nessun bisogno di presentarsi. Non so se sia un senso oceanico di stiamo tutti insieme, musicisti e non musicisti, operatori o meno, o se sia ancora una fase di ascolto preliminare. Mi chiedo, però non insisto per nessuno se si vogliono presentare o meno. Sono Rosella e non voglio rubare tempo con la mia presentazione perché ci sarà domani il mio intervento. Questo è il secondo anno che partecipo e per me l'Acquario Musicale
tutti i suoi cerchi. Quindi l'anno scorso l'ho vissuto stando fuori, quest'anno facendo parte del cerchio interno e magari un altro anno tra gli osservatori. Quello che io ho provato è che non c'era una parte A e una parte B, una parte regola e una parte eccezione, ma era un proseguo, quindi la regola era come fare le classi elementari per andare poi verso le scuole superiori e la maturità, per cui anche il mio gruppo, che era quello dell'eccezione, ha iniziato con un riscaldamento che voleva dire stiamo insieme, cerchiamo di creare un unicum, un suono unico, un rispetto tra i partecipanti. E un altro momento è stato quello dell'ascolto del tema, perché nel nostro gruppo è stato dato il tema e quindi ascoltare anche attraverso l'immaginazione della barca, del fiume, e ho subito pensato allo strumento che poteva rendere questa immagine il più possibile, e ho scelto il tamburello proprio perché il riflesso di questi piattini argentei mi ha riportato a delle gite che ho avuto la fortuna di fare anche sul Gange, lo dico perché ho avuto un vissuto in India e quindi mi ha riportato a questi momenti, e poi è stato tutto una questione di relazione. Per me ha vinto la relazione in questa esperienza, e quindi ognuno di noi ha cercato di rispettare e di entrare dando la propria melodia, il meglio di sé, credo. E poi quando c'è stato il momento anche di questo sollecito di qualcuno che ha cantato, siamo andati dietro, abbiamo portato, contribuito, cercando anche di trovare del nuovo, no? Staccandosi anche da quello che può essere il proprio bagaglio e la propria esperienza. Quindi per me, ecco, una cosa che ho notato è anche l'andamento, no? Questi momenti più burrascosi del fiume, della sorgente, potrebbe essere, pensavo di andare alla foce rallentando e magari diminuendo il volume, ecco, poi ci siamo un po', no, perché più volte sembrava di andare alla foce, però poi ritornavamo indietro, quindi non lo so, forse c'era una voglia di stare ancora insieme e continuare. Grazie. Beh, io mi attiravo un altro strumento, però ho scelto questo strano strumento che non conosco, che era un po' unico rispetto agli altri, e niente, però ho fatto fatica a non lavorarlo, e mi sono constatato che però a un certo punto ho chiuso gli occhi e non riuscivamo ad accordarci. Alla fine ho chiuso gli occhi e sono riuscito, perché ho constatato un po' che per usarlo forse bisogna danzare, non solo suonare, proprio un coinvolgimento del corpo. Mi è venuto in mente l'anno scorso che sono stato in India, che ci hanno fatto con questi strumenti dei ragazzi indiani giovani, hanno ballato per 2 ore a piedi nudi sulla ghiaia, ecco. E forza della voce non è venuta fuori tantissimo, però era più di sfondo. Non è una regola, siamo per qualche eccezione. Io facevo parte del primo gruppo, quello che seguiva la regola, ma effettivamente mi sentivo molto ingessata in questa. Mi sentivo dentro una struttura rigida
e contemporaneamente anche il mio corpo lo sentivo rigido. Un'altra cosa che ho notato è che spontaneamente guardavo Manuela perché sentivo proprio la conduzione ferma e quindi la concentrazione e l'impegno di restare dentro un ritmo. Quando mi sono spostata dietro e sono diventata osservatrice del secondo gruppo, quello dell'improvvisazione dell'eccezione, li ho invidiati perché ho proprio sentito fortemente il divertimento e il piacere che tutti quanti, chi più chi meno, esprimevate con il corpo. E c'era proprio un movimento spontaneo e quasi che provocava attrazione perché veniva voglia di imitarvi, veniva voglia di partecipare. Ed è stato molto bello, molto coinvolgente, per cui la prossima volta scelgo il secondo gruppo. Grazie. Io sono proprio felice di essere stata nel secondo gruppo perché il secondo gruppo realizza la bellezza di quello che mi ha insegnato il mio insegnante di musica da camera al conservatorio e il mio mentore di psichiatria, cioè che per tutte e due le cose bisogna saper ascoltare gli altri. Primo gruppo, sono felice di essere stata nel primo gruppo. Ho sbagliato, poi ho cercato di recuperare, ma poi ho pensato, era un esercizio in realtà di limiti, di stare nei limiti, accettare di stare nei limiti, non avere ad esempio io avevo questo strano strumento, come si chiama questo doppio? La Go-Go Bells, questa qui, bellissima. Mi sono accorto che faceva un suono molto forte e molto diverso dall'uno dall'altro, no? Quindi si è sentito un po' tanto e poi mi sono come dire, ridimensionata per dire no, non può esserci una voce che viene fuori, allora facciamo il narcisismo, allora facciamo l'esercizio sui limiti ed è stato molto bello. Nel secondo, devo dire, bellissima, l'onda sonora meravigliosa, però io mi chiedevo, ma non si può star seduti? Cioè o si suona o si balla, ci si muove con il corpo, ma in queste situazioni, no, allora immaginavo tutti che ballano, tutti che si muovono, tutti che fanno un ritmo. Sarà anche del prossimo anno, quello. No, io l'ho interrotto perché non parlo. No, anch'io mi sono... Ecco, il primo gruppo, io sono rimasta molto ingabbiata in questo primo gruppo. Ho perso il ritmo un po' di volte, per cui stavo sempre a controllare da brava scolaretta e mi è piaciuto molto di più l'ultima parte del primo gruppo perché anche se uno sbagliava nell'insieme si sentiva poco e forse dava una nota un po' di come dire, bizzarria e mi ha fatto pensare che la vita poi è così, no? Piena di regole però spesso e volentieri se le decliniamo insieme possiamo permetterci delle cose che singolarmente, individualmente facciamo fatica. Io voglio rompere questa regola, se qualcuno vuole parlare prima di me. Ok, benissimo, grazie Lorenzo. Io volevo solo fare una piccola nota sul finale, richiamare un po' quello che aveva detto Maurizio. C'è stato questo finale molto secco. Avete presente se osservate per un po' la finestra e poi chiudete gli occhi, vedete ancora l'impressione in negativo della differenza di luminosità, no? Lo stesso accade anche un po' con la musica. E c'è stato quel brevissimo silenzio di meno di un secondo, perché poi è partito l'applauso, che mi è dispiaciuto un po' che l'applauso sia partito subito, però ci stava, ovviamente. Ma c'è questo mezzo secondo in cui si è sentito proprio l'eco, si è sentita l'eco del suono, del muro di suono che era partito e che si era chiuso, come diceva, proprio in perfetta sincronia. E questo sta a significare, secondo me, da quello che interpreto, che tra di noi che abbiamo suonato c'è stato un ascolto a 3 livelli, quello di se stessi, quello degli altri e quello dell'ambiente. Tanto che ci regolavamo non solo su noi stessi, non solo sugli altri, credo più di qualcuno, anche sulla risposta ambientale che si è percepita proprio sul finale. Mentre per chi è esterno e non sta partecipando direttamente canalizza forse l'ascolto più su se stesso, cioè cerca di captare su se stesso l'ascolto e quindi non c'è stata, come dire, l'attenzione all'ambiente
che ha permesso di captare anche il silenzio oltre alle note. Questo ho notato. Poi altre cose che avete detto sono d'accordo. Vabbè. Allora, ho notato che come ha portato in rilevanza la prima parte e la seconda parte, proprio la differenza che avviene tra stare nelle regole, dovute magari anche dall'educazione, tutto quello che ci portiamo dentro e che fa, come dire, emergere spesso la critica e il giudizio, soprattutto di noi. Sono a tempo, non sono a tempo, Dio ho sbagliato, Dio ci sono, Dio non ci sono. E questo porta a una rigidità, secondo me. Mentre la possibilità di esprimersi senza questo paletto, okay, che non dico sia giusto o sbagliato, perché io penso che non esista il giusto e il sbagliato, ha comunque portato una libertà espressiva e creativa che ha sciolto nel corpo, ha sciolto nella voce, ha sciolto nello sguardo, ha sciolto proprio. E penso che la musica sia un linguaggio universale importantissimo che necessita di questi spazi, di questi momenti, soprattutto perché arriviamo da contesti che ci ingessano più che altro e ci vestiamo di 1000 vestiti, di 1000 maschere, ma è bene, penso, essere autentici e penso che l'abbiamo mostrato, no? Cosa avviene nell'autenticità. Il giusto o sbagliato per me non esiste, siamo tutti giusti. Ecco. Sì, mi allaccio un po' a quello che ha detto lei. Anch'io facevo parte del secondo gruppo, l'acquario è un'esperienza che veramente consiglio a tutti. Quello che io ho provato è un senso di libertà incredibile e lo provo ogni volta che magari insomma pratico un po' questa cosa, ma è una libertà che parte dal profondo, cioè qualcosa che veramente che da dentro esce in quel clima di gioia, di spensieratezza, di autenticità, come ha detto lei, e anche il senso di appartenenza io ho provato in questa esperienza, cioè essere con qualcuno, non conoscerci, come dice la dottoressa Silvestro, non ci siamo neanche presentati, però forse non c'era neanche l'esigenza di presentarci, cioè nel senso ci sentivamo parte di qualcosa di importante, insomma, o perlomeno ci ha fatto stare bene.